Quali sono i volumi che esprime Lambrusco nell'area del comprensorio tra Modena e Reggio Emilia? Il Lambrusco rappresenta circa 40 milioni di bottiglie a denominazione di origine, tra le 6 DOC, 4 di Modena e 2 di Reggio Emilia, e circa 150-160 milioni di bottiglie in base all'annata di invece Lambrusco IGT, che si produce in una zona che è leggermente più allargata rispetto alle province di Modena e Reggio, perché abbiamo dei vigneti anche nella provincia di Bologna ma anche nella provincia di Parma. Bottiglie che verranno presentate a Parigi e quindi insomma un rosso frizzante in terra di vino dove c'è una cultura enoica molto importante. Andiamo a casa dei maestri, nessun vino italiano ha mai preso la Torre Eiffel per festeggiare dei 50 anni della propria denominazione. Io penso che Lambrusco meriti questo palcoscenico e per fortuna da una nostra convinzione in realtà abbiamo delle risposte di grandissimi giornalisti, grandissime testate di tutto il mondo che verranno a Parigi con noi, guidati da Gabriele Guarelli, l'unico master wine che ha sposato il Lambrusco per aiutarci in questo percorso, ma soprattutto la risposta anche della regione Emilia-Romagna, PT Emilia-Romagna, che ci ha chiesto che questo evento in giro per il mondo diventi triennale. Quindi a Parigi probabilmente lanceremo la tappa del 2026. I romani li chiamano i rebolisti, sono produttori di rebola, è un grechetto gentile che in Romagna si chiama rebola e nelle terre emiliana praticamente diventa pignoletto. Sono con Sandro Santini che è un produttore appunto di questo vitigno, un vitigno che fa parte adesso, viene riscoperto ma soprattutto valorizzato attraverso un progetto. Sì, grazie, buongiorno a tutti. Esattamente, la Rebola tra l'altro è un vino antichissimo che abbiamo ripescato come giustamente rebolisti, le etichette che ci affibbiano da un po' di tempo a questa parte. Come dicevo, è un vino molto antico, le prime citazioni sono addirittura del 1370, naturalmente è stato ripescato, però per me è stato veramente una sorpresa trovare un vino così antico dalle mie parti. E come rebolisti abbiamo usato proprio questo vino che ci appartiene, sì è vero, un tipo di grechetto che ha trovato una sua collocazione all'interno del territorio riminese da tempo immemorabile, come dicevo, e questi 16 produttori non hanno fatto altro che ripescarlo per valorizzare tutta l'enologia riminese. Questo è un po' lo scopo dell'iniziativa, che tra l'altro si inserisce all'interno di quello che è la Romagna tutta, perché noi facciamo parte del Consorzio Vini di Romagna come consorzio che ci tutela e ci valorizza in toto, insomma. È un prodotto che viene appunto portato avanti e valorizzato da 16 produttori. Qual è la consistenza di questo vino in questo gruppo, insomma, di vitivinicoltori? Allora, il progetto Rebola è un progetto da una parte esclusivo, perché comunque la Rebola può essere solo Rimini DOC, quindi è un vino che i riminesi, cioè rappresenta proprio l'anima bianchista del riminese. Però è anche un progetto inclusivo, perché noi abbiamo l'ambizione di far partecipare tutti i produttori che rivendicano questa denominazione. Attualmente noi siamo 16, in realtà i rebolisti che si possono definire tali potrebbero essere 24. Li aspettiamo con le braccia aperte. Parliamo peraltro di un vino di una nicchia, perché parliamo di 100.000 bottiglie, quindi è una produzione limitata, che noi abbiamo appunto voluto far diventare una sorta di punta di diamante della denominazione tutta. Rimini nelle sue corde ha anche questo, cioè ha un'enologia importante. Certo, non ha le bottiglie dell'Albana, per intenderci, che è un'altra grande eccellenza romagnola, però nel nostro piccolo cerchiamo di seguire almeno quelle orme, insomma, ecco, quella direzione. Una sfida ai rossi della Romagna, in sostanza. La dobbiamo ancora giocare, abbiamo iniziato, diciamo una sfida, è un modo per fare sistema con la Romagna. Non solo vino qua a Vinitaly, ma si parla anche di olio, quindi un patrimonio molto importante di tutta la penisola. Qua al Salone Sole Agri-Food, dove ci sono circa 300 espositori provenienti da tutta Italia. Con me Luigi Cannino, vicepresidente di Italia Olivicola, un gruppo che rappresenta una fetta importante della produzione olivicola nazionale. Sì, Italia Olivicola oggi è la più grande organizzazione di olivicoltori d'Italia. Praticamente Italia Olivicola è il frutto di una unificazione tra ex CNO e ex UNASCO. Siamo riusciti, diciamo, ad aggregare queste due grosse entità e oggi
è la più grande organizzazione d'Italia. Rappresentiamo circa 250.000 produttori con oltre 300.000 ettari di uliveti. Noi siamo qui al Sollo con i nostri produttori, con le nostre organizzazioni di produttori, perché vogliamo rappresentare i migliori oli d'Italia, perché noi rappresentiamo tutte le regioni olivicole d'Italia. Quindi da nord a sud? Da nord a sud, sì. I nostri oli sono oli particolari, oli tracciati, oli sostenibili, perché questo è il nostro, il nostro motto, quello di garantire e tutelare le produzioni italiane, con DOP, IGP, anche con, voglio dire, volontariamente i produttori si sottopongono ad alcuni vincoli che noi proponiamo proprio per garantire tutte le fasi di produzione dell'olio. L'Italia, in particolare alcune regioni nazionali, sono preoccupate per la Xylella, questo parassita che di fatto sta decimando il patrimonio olivicolo. Qual è la situazione e che cosa si sta facendo? Si cerca di fare per contenere questo parassita che poi incide sul volume dell'olio prodotto nella penisola? Purtroppo la Xylella, che ormai sono oltre 10 anni che sta devastando tutto il Salento, in Puglia, ma è una preoccupazione che riguarda non solo la regione Puglia, ma tutta Italia e forse anche oltre l'Italia. Purtroppo avanza di anno in anno e con una serie di contraddizioni, con un rimpallo di responsabilità, non si riesce a trovare la via per debellare questa Xylella. A mio avviso, laddove c'è l'infestazione bisogna eradicare, è inutile che si cerca di trovare appigli perché si perde solo tempo. Abbiamo un'esperienza ormai decennale, stiamo vedendo che sta avanzando, sta debellando un territorio che veramente rappresentava un fiore all'occhiello della Puglia, ma non solo della Puglia, con un patrimonio olivicolo importante. E con questo rimpallo di responsabilità purtroppo la Xylella avanza e noi siamo fermi e non possiamo fare niente. Alle nostre spalle c'è una degustazione in atto e questa mancanza di offerta di olio nazionale lascia spazio a competitori dell'area del bacino del Mediterraneo? Guardi, l'Italia oggi purtroppo, pur rappresentando a livello di qualità a livello internazionale, siamo quella nazione che rappresenta la qualità, rappresenta il territorio, rappresenta l'ambiente. Noi siamo deficitari di prodotti italiani di circa il 50%, perché noi i produttori, i consumatori italiani consumano oltre 6 milioni di quintali, ne produciamo neanche la metà. Nonostante questo, a volte l'olio rimane stoccato nelle cisterne dei produttori, perché l'industria italiana, che a livello mondiale è quella che rappresenta di più questo prodotto, ma noi esportiamo il nome Italia in tutto il mondo, che purtroppo nella bottiglia l'olio non è il 100% italiano. Per l'80% viene imbottigliato olio comunitario ed extracomunitario. Questo è un grave danno per i produttori nazionali. Sì, penalizza ovviamente quegli oli di qualità perché vengono venduti sotto costo e i produttori alcune volte non coprono neanche le spese di... Una bottiglia, un litro di olio nazionale, quanto dovrebbe costare per rispettare quelli che sono anche il grande lavoro che c'è dietro da parte dei produttori? Guarda, sono state fatte parecchie analisi dei costi per coprire più o meno i costi parliamo di extravergine raccolto e lavorato con tutti gli accorgimenti del caso, almeno parliamo di 7-8 euro al litro. Al di sotto c'è da preoccuparsi. Certo, al di sotto il produttore ci si rimette.